Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Se sei un beneficiario, è consigliato predisporre le domande entro aprile. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui, so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta, olio extravergine d'oliva secchi 750 ml a 4,99 €. Polpa oro finissima Cirio 3x400 grammi a 1,99 €. Dash liquido 21 lavaggi a 4,99 €. Carta cucina asciugoni Regina 2 rotoli a 2,89 €. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Dal mare di Arbatax, dove il vento racconta storie di marinai, nasce la freschezza che portiamo ogni giorno sulla tua tavola. Pescheria da Nemo. Il meglio del pescato, orate, spigole, gamberi, cozze e i crudité freschissimi nelle 1000 composizioni. E se non hai voglia di cucinare, Nemo seleziona per te i migliori antipasti, i preparati e tantissime sfizioserie di mare pronte da gustare. Nemo Pescheria, la migliore che ci sia. Presso Eurospar Tortolì, in via Bertolotto 2. Non fartelo raccontare. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecche con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Oggi partiamo da Barisardo. Ieri il sindaco Ivan Mameli con una nota ufficiale ha comunicato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di presidente del comitato del distretto socio-sanitario ogliastrino. Nel mese di gennaio aveva scritta una lettera ai vertici dell'ASL rimasta inascoltata, chiedeva un incontro per fronteggiare le criticità del territorio e minacciava di dimettersi. Detto fatto, ha mantenuto la promessa e ieri con un documento trasmesso all'ASL Ogliastra e all'assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi ha comunicato le sue dimissioni irrevocabili. Ne parliamo con lui, abbiamo al telefono il sindaco Ivan Mameli. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Lo aveva detto a gennaio in una lettera già inviata ai vertici dell'ASL, il momento è arrivato, si è dovuto dimettere. Allora, sì, diciamo che la direzione generale ha avuto 5 mesi per dare un cenno di risposta a una richiesta emergenziale, che in più occasioni ho avuto modo di farla oralmente, poi alla fine ho dovuto scrivere, parlo di gennaio, quindi un po' di mesi fa. Insomma, è successo che la storia è nota, il direttore generale è andato via, nessuna convocazione è stata fatta e pertanto diciamo che non ho avuto altra scelta che procedere. Ovviamente non è una scelta che nasce da una polemica con l'attuale gestione, che tra l'altro è una gestione commissariale che durerà 6 mesi. Me ne guardo bene, i problemi sono decisamente più risalenti nel tempo. Problemi al quale, a parer mio, si potevano dare delle risposte. Lei cosa chiedeva? Quali erano cosa denunciava? Io semplicemente sottolineavo nel ruolo che mi è stato
sono stato rivestito attraverso un'elezione che è stata eletta a larga maggioranza dei colleghi sindaci, chiedevo che si mettesse finalmente mano alle lunghissime liste d'attesa, per le quali, giusto per ricordare, ci sono anche nel tempo sono stati fatti diversi progetti per l'abbattimento delle liste d'attesa con incentivi, ma paradosso che nonostante gli incentivi spesso e volentieri capitava che queste liste d'attesa anziché miglioravano peggioravano. Ho chiesto che si mettesse in mano alle richieste da parte dei medici di medicina generale, che chiedono una sburocratizzazione per concentrarsi di più su quelli che sono, su quello che è il ruolo specifico. Ho chiesto che venisse data una risposta a tutto quello che riguarda le guardie mediche turistiche, che venisse fatta una programmazione per tempo, che venissi coinvolto in quanto presidente del comitato Esatto, perché una delle sue denunce era questo, che questo comitato sanitario praticamente era come, ok, esisteva sulla carta, ma formalmente poi, cioè nel concreto non veniva coinvolto. Non siamo stati neanche mai coinvolti in tutta quella che è l'attività programmatoria, eppure la legge parla chiaro. E allora io, siccome dopo 7 anni da sindaco, con un po' di esperienza amministrativa, ritengo di averla, ricoprire un ruolo che risulta solo sulla carta, a parer mio ha veramente poco senso e anche poco dignitoso, non solo per me ma nei confronti di tanti cittadini che aspettano delle risposte. Certo, chiaro. Ha ricevuto qualche feedback dopo questa lettera di dimissioni o tutto tacito? Sì, ho avuto diverse chiamate. Dall'ASL intendo. Dall'ASL ho avuto due interlocuzioni. Okay. Due interlocuzioni sia preventive che successive alla decisione. Le dimissioni restano irrevocabili? Le dimissioni sono irrevocabili anche perché non ci sono più i presupposti, perché c'è stato tutto il tempo per dare delle risposte, ne prendo atto. Evidentemente sono delle soluzioni che non erano gradite, quindi non ritengo che ognuno di noi abbia un ruolo e debba dare delle risposte. Nel momento in cui non diamo delle risposte, la prima autocritica la faccio a me stesso, occorre fare un passo di lato e nell'attesa che si svegli, che si smuova qualcosa, con la speranza che non succeda mai delle situazioni che poi il danno va sempre a cadere sull'utenza. Chiarissimo, grazie Sindaco per il suo intervento. Le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a tutti. Ecco, abbiamo sentito il sindaco di Barisardo Ivan Mameli che ci ha illustrato le motivazioni di questa sua decisione, quindi delle dimissioni irrevocabili dalla presidenza del comitato del distretto sociosanitario dell'Ogliastra. Noi però andiamo avanti con il nostro notiziario, diamo un'informazione che riguarda i lavori sulla galleria a Regini, sulla statale 125 nel territorio di Muravera, perché sono ripresi oggi e da oggi è stata avviata l'ultima fase dei lavori di ammodernamento, quindi della galleria. I lavori erano stati sospesi in via temporanea il 17 aprile per limitare i disagi alla circolazione durante il periodo festivo. La ripresa delle attività rende necessaria l'interdizione della circolazione in entrambi i sensi. Il flusso veicolare sarà convogliato, spiegano dall'ANA, sulla viabilità secondaria secondo un percorso alternativo. Il traffico in direzione Tortolì verrà deviato sulla ex statale 125 allo svincolo all'altezza del chilometro 39 verso Muravera, per poi immettersi sulla circonvallazione. Queste le modifiche principali. I lavori all'interno del tunnel del valore di circa 12 milioni di euro riguardano la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a LED, dei dispositivi luminosi di sicurezza, dei nuovi impianti antincendio e di ventilazione. La riapertura al traffico è prevista entro il 30 maggio.
Passiamo ora al consorzio di bonifica Ogliastra, che da domani dà il via all'erogazione dell'acqua irrigua nell'intero comprensorio. Nel territorio di Tortoli l'acqua sarà disponibile per gli agricoltori, allevatori, insomma tutti gli utenti dalle 8 di venerdì fino alle 8 del martedì successivo. Nei restanti giorni della settimana l'erogazione proseguirà a caduta solo nelle zone raggiunte. Nelle altre aree del comprensorio l'acqua verrà distribuita con un calendario settimanale: Barisardo, Girasole e Lozzorai negli stessi orari previsti per Tortoli, mentre Villa Grande ogni lunedì e giovedì dalle 8 alle 20, Triei e Baunei il martedì e venerdì dalle 8 alle 20, Talana mercoledì e sabato dalle 8 alle 20. Il consorzio di bonifica dell'Ogliastra invita tutti gli utenti a un uso razionale e oculato della risorsa idrica, quindi evitare gli sprechi, e poi che per poter usufruire dell'acqua irrigua è obbligatorio presentare la domanda di irrigazione al consorzio di bonifica. Ci spostiamo a Barisardo, che anche quest'anno ha aderito al Maggio dei Libri, la campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare appunto coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi e stimolati. Tante le iniziative organizzate per i più piccoli e per gli adulti. Tra le iniziative in calendario che si terranno in biblioteca, nelle scuole del cortile del comune, ci sono incontri con autori e gruppi di lettura. Inoltre l'iniziativa Biblioteca Fuori di Sé, una serie di laboratori creativi e letture animate che si terranno ogni sabato del mese di maggio e sono dedicati ai bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11. Crediamo profondamente nella cultura come motore di crescita collettiva e individuale, e iniziativa come il Maggio dei Libri ne sono la prova, ad affermarlo l'assessora alla cultura Francesca Uda. Chiudiamo con un importante evento che si terrà sabato 10 maggio a Tortolì, un Open Day sul volontariato, un importante momento di incontro e confronto dedicato alla promozione del volontariato e anche alla presentazione delle associazioni dei comitati attivi nel territorio. L'appuntamento è alle 18:30 al Teatro San Francesco di Tortolì. Durante l'incontro sarà presentato il progetto di costituzione della rete delle associazioni con l'ente. Interverranno il sindaco Marcello Ladu, l'amministratrice della provincia Ogliastra Marzia Mameli, il consigliere regionale Salvatore Corrias e il direttore del centro servizi per il volontariato Sardegna Francesco Nicolò Marras. Modererà i lavori l'assessora alle politiche sociali Irene Murru. L'Open Day rappresenta un'occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato. Chiunque quindi desideri offrire il proprio tempo e le proprie competenze potrà conoscere da vicino le attività delle associazioni e dare la propria disponibilità a diventare volontario. L'assessore alle politiche sociali Irene Murru commenta: questo progetto ha una grandissima importanza per le persone che si trovano in difficoltà. Purtroppo sono tante le persone sole, malate e non solo, che desiderano avere un po' di compagnia. Trovare dei volontari che in qualche modo possano alleggerire la loro solitudine è uno degli obiettivi principali di questo importante progetto. Non ci sono competenze mirate, basta avere solo un po' di tempo da dedicare a queste persone. L'appello quindi dell'assessora Murru: aiutiamo le associazioni a poter svolgere al meglio la loro missione. Tortolì è un ricco patrimonio umano che può veramente fare la differenza. Queste le parole dell'assessora Irene Murru. Chiudiamo così il nostro notiziario. Io vi do appuntamento a domani come sempre con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Lui.